Con questo tu anche mettiti là e vediamo, poi tanto le risposte le guardo io adesso del libro. Ma no, che roba! Allora, Dama Bianca, puoi rispondermi tramite questo libro per cortesia? Grazie, fermati con l'RF che ti chiedo le cose da quell'apparecchio lì, mi rispondi dal libro. Guarda, ma che roba! Proviamo a fare così, Alex, giusto per togliere ogni dubbio, no? Ogni dubbio togliamo così. Lì. Ecco, questo lo mettiamo qua. Vediamo un po'. Allora, Dama Bianca, dimmi se hai bisogno di qualcosa qui. Fammelo sapere dal libro. Scegli ciò che è meglio per te. Scegli ciò che è meglio per te. Per noi è comunicare con te il meglio. Possiamo andare avanti a comunicare con te? Vai avanti. Vedi che sta rispondendo dal libro anche. Dimmi per favore se stai soffrendo qui, che io te lo continuo a chiedere perché c'è un motivo. Fai una lista delle priorità e poi decidi. Ma puoi rispondere un po' più convinta sulle cose? Per favore? Mi dici se stai soffrendo qui? Ci sto andando vicino perché mi dice non rassegnarti proprio adesso, quindi vuol dire che è vicino alla risposta che... Il tuo bimbo è qui con noi. È il momento di fare sul serio. Boh. Può essere un avvertimento, Può essere un avvertimento quando rispondono così. Vediamo. Ripeto, il tuo bimbo è qui vicino a noi. Abbi pazienza, si risolverà in breve tempo, quindi vedi ti sta avvicinando alla risposta. Sembra una cavolata, ma il libro funziona, c'è su tante cose. Vogliamo sapere se tu hai il bimbo qui. Prendi tempo. Prendi tempo. Tempo per cosa? Hai ancora un asso nella manica. Cosa aspetti a giocare? In senso, potrebbe dire, intendere di andare avanti con le domande, potrebbe essere. Può essere, Da so. tutte le risposte che ha dato il libro adesso. Vuoi che smettiamo di importunarti se ti senti importunata? Impara a leggere tra le righe. Cioè, guarda, pazzesco. È pazzesco veramente. Vuol dire che lei sta cercando di tirare un messaggio e noi non, forse non riusciamo a percepirlo del tutto. Vuoi che riutilizzo il pendolino per caso? Solo tu hai la risposta, non farti portare fuori strada. Allora proviamo a utilizzare il pendolino ancora perché altrimenti così, vediamo. Il tuo bimbo è qui con te. È un sì. Ok, fermo. Aveva neanche un anno il tuo bimbo? Meno di un anno? Sì, era molto piccolo quando gliel'ha portato via, infatti. Questo nel 600. 800 abbiamo detto, poi 1300. Cioè 1300 la villa, poi dopo è stata... Ah, ma quello può essere perché sei vicino, ma non importa, stai qua tranquillo. Dama Bianca, è vero che tu vaghi nel parco?
e un altro sì. Ok, fermati. In questo momento sei vicino a noi però qui. E qua. Continua a dirlo. Ok, aspetta perché mi sto congelando il dito. Mamma mia, Freddo. no, la cioccolata calda dopo ci vuole perché sennò No. veramente. Un altro poco andiamo, dai. Sì, sto morendo al freddo anch'io. Dama Bianca, lui ti sta comandando ancora qui in questa villa, quello che ti ha segregata. Addirittura, vabbè che può essere perché sei vicino, ma quello lascia stare che adesso dopo lo... Scusa, Sì, può essere il telefono. Allora, per un attimo lo spegniamo. Adesso che siamo passati qua, ok? Riesci a essere più tranquilla? Ti senti meglio? Quindi gli abbiamo fatto del bene? Perché dici sì. Ok, grazie. Ti dispiace che noi adesso andiamo via? Sei affezionata proprio. Cioè, guarda, possiamo tornarti a trovare, possiamo tornare a trovarti un'altra volta. Solo se hai piacere rispondi. Guarda, ma sei convinto proprio. Bene, Dama, noi chiudiamo la sezione qua, ti chiediamo di non seguirci, stai qui, e comunque qui stai bene, sei al riparo, ti scusiamo per quelli che vengono qua a fare disegni brutti, che non è bello, ok? Nei tuoi confronti neanche nel proprietario della casa. Quindi noi ci congediamo da te, dal proprietario della casa, non seguiteci, ok? Se hai capito tutto mi rispondi per favore. Ok, ferma. Noi ti chiediamo gentilmente di non seguirci né te né il proprietario né il bimbo. Va bene? Ok, fermo. Ti ringrazio e ti salutiamo. Grazie da parte mia e anche da Alex. Ciao. Ciao e vai in pace, mi raccomando. Oppure stai qui ma non seguirci. Beh, direi Alex puoi stoppare. Abbiamo finito la sezione, ragazzi. Quindi ciao da me e da Alex, eccolo. Quindi adesso noi ci spostiamo perché andiamo via perché abbiamo freddo, ragazzi, siamo congelati. Nebbia fuori, tempo ideale, proprio comunque la casa è bellissima questa villa, vero Alex? Sì. Molto. E vi dico che veramente ne vale la pena, però non venite a disturbarli in senso a fare brutti disegni o robe varie, perché la casa è veramente bella ed è un peccato vedere quegli disegni ignoranti, poco di buono sui muri. La casa è molto bella e ci ha dato molte soddisfazioni, vero Alex? Vero? Ciao dama, grazie di tutto anche al proprietario e anche al bambino. Abbi sempre cura del tuo bimbo, dama. Vi salutiamo. Ciao.